Buongiorno a tutti, sono Francesco Brasco, giornalista, addetto stampa di Confprofessioni del Veneto e eccoci qui per la presentazione del secondo rapporto sulle libere professioni nel Veneto e oggi appunto abbiamo questo incontro in diretta streaming. Vedo già il presidente nazionale, il nostro presidente Gaetano Stella, ben trovato, buongiorno. Ciao, ciao. Piacere di vederti. Regionale, il dottor Roberto Sartore, eccoci qua. Attimo che spostiamo questo schermino che ho anch'io qui, un secondo solo tecnico, eccoci qui. C'era adesso appunto la scaletta per iniziare, prevede dei saluti, poi avremo il professor Paolo Feltrin, politologo e nostro coordinatore dell'Osservatorio Libere Professioni, che ci illustrerà i dati. Volevo un attimo capire, Presidente, dovrebbe aprire lei per un saluto, Presidente Stella, però mi sembrava che l'assessore Lanzarin avesse i minuti contati, quindi le chiederei, vediamo no, se... lasciamo parlare l'assessore, è più importante. Vediamo se si collega però, perché vedo che c'è. Vediamo un attimo, anche perché abbiamo i tempi contingentati tutti. Io vi parlo qui dalla sede di Vicenza, in via Zamenhof di Confprofessioni. L'assessore dovrebbe collegarsi da Marghera, ma non ce l'ha in questo momento. Non ce l'ha, allora, mi dicono qui dalla regia che non ce la fa ad collegarsi in questo momento, è ancora impegnata nella conferenza stampa con il Presidente Zaia, e quindi il Presidente Gaetano Stella, le lascio a lei la parola per un saluto a tutti e per capire a che punto siamo, insomma, nel nostro confronto sui tavoli anche nazionali. Bene, grazie. Grazie Francesco. Buongiorno a tutti, buongiorno Roberto Sartore, Presidente del Confprofessione regionale. E quindi diciamo che so che c'è stata la conferenza stampa di Zaia proprio per capire l'estensione tra poco anche alle aziende, quando ci sarà il vaccino per le aziende, quindi siamo qua in attesa anche noi di sapere alcune notizie, penso che sarà a breve. La presentazione, come è stato detto, del secondo rapporto regionale dai dati dell'osservatorio è una fotografia del comparto professionale. Sta avendo molto successo questa idea di far conoscere ai professionisti anche, ma soprattutto alle istituzioni di ciascuna regione, i dati che riguardano quantitativi e qualitativi del mondo professionale, che è un mondo molto allargato e molto eterogeneo. E non sempre, purtroppo, la politica ci ha dedicato il giusto spazio, sia a livello nazionale, soprattutto che a livello territoriale, perché qui diciamo, forse in Veneto ci possiamo lamentare di meno, ma a livello nazionale sicuramente sì. Basti pensare che l'ultimo decreto sostegni di Draghi è arrivato dopo un anno che noi durante la pandemia, i professionisti duramente colpiti, non abbiamo ricevuto alcun tipo di contributo. Quindi questa è testimonianza ulteriore delle difficoltà che abbiamo sempre incontrato. Il dialogo con il territorio è importantissimo, con le istituzioni territoriali, perché la partecipazione ai tavoli del lavoro, dell'economia, perché sono molti temi che riguardano la sfera professionale nel campo della formazione. Dopo vediamo che c'è anche l'assessore Donazanna, con il quale abbiamo un rapporto diretto, quindi il Veneto, dato che qui io sono Veneto, Franco Valente è il direttore Veneto, abbiamo portato i veneti a Roma, diciamo, almeno come Confprofessioni, quindi sulle professioni sicuramente ci sono dei numeri importanti dall'osservatorio, come dirà poi bene meglio Feltrin, professor Feltrin, emergono dati confortanti sulla situazione dei professionisti in generale, che hanno più professionisti soprattutto nella media del decennio rispetto alle altre regioni italiane, e poiché il barometro economico di una regione è anche dato dal rapporto che c'è tra PIL e numero di professionisti, quindi questo significa che sicuramente lo stato economico della regione, pur con tutte le criticità del caso, è buono, e quindi è importante constatare anche questo aspetto.
Però è importante anche che una regione possa fare degli interventi a favore dei professionisti nella misura in cui abbiamo il credito, che è sempre un tema molto significativo, abbiamo il tema dell'innovazione, che non sempre, i fondi europei, che anche quello è un tema nella quale anche Confprofessioni è impegnata a portare avanti una sua attività con i fondi, e ci sono state molte iniziative importanti, alcune sono tuttora in corso di cambio generazionale con una delle nostre associazioni, l'Unione Giovani Dottori Commercialisti, in collaborazione con la nostra società di formazione. Quindi su molti temi siamo impegnati con il Veneto, ma devono essere fatte anche politiche per favorire le aggregazioni, come del resto abbiamo presentato nel piano PNRR nazionale, anche nel piano del DEF. Abbiamo chiesto interventi per far crescere la dimensione degli studi professionali attraverso le aggregazioni, attraverso le società da professionisti, le multidisciplinarietà, che sono temi questi che fanno crescere ancora di più il mercato, che è sempre più globalizzato e sul quale evidentemente anche i professionisti hanno la necessità di diventare più importanti. Ultimo discorso, abbiamo sottoscritto il protocollo a Roma il 24 aprile sulla vaccinazione nelle aziende, diciamo, e quindi anche noi ci vogliamo porre l'attenzione. Tra poco partiremo anche noi nel Veneto con la vaccinazione, grazie alla collaborazione che abbiamo con i medici di medicina generale e pediatri e dentisti, che sono nostri associati e che quindi evidentemente sono in prima linea in questa campagna di vaccinazione. Ecco, io questo voglio dire perché così diamo anche il massimo della collaborazione alla Regione Veneto, affinché prima ci si vaccina e prima si riparte. Da un punto di vista economico vale questo per tutte le professioni. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente per il suo intervento. Naturalmente stiamo un attimo capendo se ce la fa. No, si è staccata dalla diretta, l'assessore proprio non ce la fa. La salutiamo e quindi direi, se ci fosse già il professor Paolo Feltrin, possiamo passare alla presentazione del rapporto. Professore, lo vedo presente, vedo che ha il microfono spento. Sì, ricordo che è stato presentato qualche settimana fa il rapporto a livello nazionale, l'abbiamo visto sui giornali nazionali, è stato presentato in altre aree regionali e ora c'è anche il Veneto. Professor Feltrin, vediamo. Quindi ci chiedono dalla regia di spegnere la telecamera per tutti i relatori, per tutte le persone che sono presenti in questo momento, esclusa la mia che sto conducendo. Vediamo. Scusa Francesco, mi dice il professor Feltrin, che appena sentito, che lui vede e sente, ma bisogna dargli l'audio perché è dal centrale che deve passare l'audio. Quindi chiedo alla regia centrale che dia l'audio al professor Feltrin. Mi hanno dato l'audio. Ecco, mi hanno dato... Professore, ben trovato. Professore che è coordinatore del nostro osservatorio delle libere professioni, sappiamo, lo conosciamo bene in Veneto perché è anche coordinatore dell'osservatorio elettorale della regione del Veneto. Professore, se noi la sentiamo però non la vediamo, ma... Dovete sempre voi darmi il video. Sì, quindi chiedo alla regia che passi il video al professore, ma insomma, visto che si sente, direi che possiamo anche iniziare insomma, questo secondo rapporto sulle libere professioni nel Veneto. Come diceva il nostro presidente nazionale, è insomma confortante in un certo qual modo, nonostante l'anno terribile che abbiamo vissuto, il 2020, professore. Sì, direi di sì. Adesso vediamo un attimo i dati, ma il Veneto, nonostante qualche uccello del malaugurio, è una regione che continua ad andare molto bene, ecco, diciamolo senza timore di smentita. Incominciamo con la slide 4, dove c'è la situazione dei decessi a causa di Covid. Come si può osservare, il Veneto
è in una posizione, l'ultima regione cosiddetta della fascia alta. Saluto l'assessore regionale Donazzan. Ecco. Come giustamente è stato notato anche stamattina dal direttore generale della sanità veneta, Flor, l'Italia è un paese lungo e stretto e non si capisce mai come avvengono alcune dinamiche. Una di queste è relativa ai decessi per milione di abitanti di Covid. Come vedete si va dai 3.000 decessi per milione di abitanti della Lombardia ai 426 della Calabria. Perché? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa perché è lo stesso meridiano di Portogallo, Spagna, Grecia, eccetera, dove ci sono molti, ma molti più morti per milioni di abitanti, e quindi non è questa la spiegazione. Come non è questa la spiegazione per il Veneto, che ha avuto una prima ondata l'anno scorso molto bassa e poi una seconda e terza ondata molto elevate nell'inverno 2020-21. Conclusione su questo punto. Anche sulla parte Covid, malattia, bisogna stare attenti alle dinamiche regionali. L'Italia non è per nulla uguale. No? Allora, non è tanto un discorso di regionalismo, eccetera, è semplicemente tener conto della complessità del nostro paese e della necessità di affrontare. Questo riguarda anche i liberi professionisti, perché ci sono regioni che vanno molto bene, come Lazio, Lombardia, Sardegna, e regioni invece che vanno molto male, come ad esempio, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, la Liguria. Andiamo avanti e vediamo i liberi professionisti. Qui il Covid ha pesato molto, per cui tra il secondo trimestre 2019 e il secondo trimestre 2020 si sono persi 7.500 liberi professionisti. Ed è una perdita piuttosto pesante, pari quasi al 7%. Andiamo a pagina 8, in un quadro tuttavia che bisogna riconoscere, appunto dicevo prima, molto positivo, cioè il Veneto ha recuperato nel pre-Covid, quindi i dati arrivano, sono degli ultimi 10 anni, 2009-2019, ha recuperato pienamente tanto l'occupazione quanto il prodotto interno lordo, il PIL. No? E come potete vedere l'andamento è superiore alla media del nord-est, ovviamente è superiore alla media italiana, e se osservate la terza figura, anche questo è un dato interessante, il PIL cresce più dell'occupazione, che significa che la produttività è aumentata. Come la dinamica del PIL, come vedete, è sempre superiore a quella dell'occupazione, è un ottimo segnale, perché un punto debole del sistema industriale ed economico del nostro paese sembra almeno in via di miglioramento, con una produttività che cresce lungo tutti gli anni dal 2013 al 2019. Andiamo alla slide 9. I dati, questi sono dati che ovviamente l'assessorato lavoro conosce perfettamente, i dati fino al 2019, tanto sul lato disoccupazione, quanto sul lato occupazione, quanto sul lato inattività, sono tra i migliori d'Italia, quindi non c'è problema, insomma, no? Cioè abbiamo un tasso di disoccupazione del 5,8 che è un punto meno del nord-ovest e in linea con nord-est. Rimane sempre l'osservazione delle due Italie. Se voi vedete i tassi di disoccupazione del Veneto è 5,8, il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno è più che triplo, 18%, 17,9%, insomma. No? Ora, la domanda cosa si possa fare per ridurre questo divario, come voi sapete, è al centro della discussione delle politiche nazionali, anche del PNRR, e quindi su questo ci sarà di sicuro qualche riflessione da fare. Vado avanti veloce, andiamo a pagina 13. Qui osservate, in bianco avete i dati attuali del Veneto, in nero quelli italiani. C'è un numero di imprenditori, una percentuale di imprenditori piuttosto elevata, 29.000, 123.000 liberi professionisti, ecco,
su 481.000 indipendenti, pari al 25%. Ora, la domanda è, cosa vuol dire tutto questo? Andiamo alla slide 14, ed è interessante osservare come c'è una relazione diretta tra PIL pro capite e numero di liberi professionisti per 1000 abitanti. Vedete che c'è una relazione più o meno diretta, no? Per cui la Lombardia e la Valle d'Aosta sono quelli che hanno il PIL per abitante. L'abbiamo persa, professore? Pronto? Più elevato, e anche hanno il numero di professionisti più alto. Ecco, adesso la sentiamo. Perfetto. Lombardia e Valle d'Aosta, PIL più elevato e numero di liberi professionisti per 1000 abitanti più alto. Osservate che il Veneto è un po' sotto, no? Cioè dovrebbe essere lungo la linea per essere in perfetta relazione, ma insomma c'è una relazione piuttosto diretta anche in Veneto tra liberi professionisti e PIL. Cosa vuol dire? Che le società più ricche hanno bisogno di liberi professionisti, che le economie più avanzate hanno bisogno di liberi professionisti. Questa è la spiegazione più semplice. Volevo segnalare un fatto interessante, e che il Lazio è entrato a far parte del Nord Italia. Suonerà un po' curioso, no? Ma se voi osservate, il Lazio ha un PIL per abitante molto elevato, frutto anche ovviamente delle sedi romane, delle società, no? E un numero di professionisti altrettanto elevato, ovviamente collegato alla stessa però, come dire, non era così 50 anni fa. Ecco, questo è il punto. È utile segnalarlo perché, come vedete, il Lazio si stacca nettamente dal centro, cioè dalla Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise. È proprio un altro mondo, no? È il mondo della capitale, perché poi l'80% del Lazio è fatto da Roma, quindi anche sia in termini di abitanti che del resto. Volevo solo sottolinearlo perché è un fatto che almeno personalmente ha colpito, perché non l'avevo mai focalizzato in questi termini, di quanto il Lazio sia più vicino al nord che al centro o al sud. Ecco. E veniamo invece ai problemi, pagina 15. Veniamo ai problemi perché è utile vedere. Qui avete dei dati per certi versi unici, poi l'approfondimento ulteriore è ancora più specifico. Sono 10 anni, 2011-2009. Come vedete, in Veneto crescono sia gli occupati che gli indipendenti, calano gli indipendenti, cala il lavoro autonomo. Ora la domanda è, calano anche in Italia, calano anche nel nord-est, quindi non c'è questo. Il punto è, cosa sta succedendo? Ecco, la risposta è: sta letteralmente crollando il lavoro autonomo tradizionale, artigiani e commercianti. Guardate, meno 12% in Veneto i lavoratori autonomi, gli altri lavoratori indipendenti meno 27%. In Italia addirittura meno 33, meno 11, eccetera, eccetera. E questo è frutto di 3 fattori. Automazione molto forte, internazionalizzazione, quindi i piccoli fanno fatica, piccoli fanno maledettamente fatica, e crescita dimensionale delle aziende. Cioè questi 3 fattori spiazzano i piccoli, insomma, ecco, non c'è niente da fare. Ora, la cosa interessante è questa, ma e allora chi è che cresce nel lavoro indipendente? E come vedete, soprattutto in Veneto, imprenditori e liberi professionisti, figure imprenditoriali, liberi professionisti. Gli imprenditori sono piccolini come gruppo, però i liberi professionisti più 35%. Attenzione, il doppio dell'Italia, il doppio dell'Italia. L'Italia è più 17%, il Veneto più 35%. Ora, pagina successiva, la domanda immediata è: ma chi sono questi nuovi liberi professionisti? Chi è che cresce in 10 anni? Ecco, qui lo vedete bene, anche qui luci e ombre. Questi sono codici Ateco, quindi attenzione che sono denominazioni Istat, quindi vanno comprese.
In particolare crescono del 111, quindi raddoppiano, veterinari e altre attività scientifiche. Ecco, non fatevi confondere dai veterinari, e sono le altre attività scientifiche, vuol dire informatica, web, ingegneri, eccetera. Questa sono la categoria, cioè sono liberi professionisti collegati alle imprese, al mondo delle imprese. Vedete che cresce l'area legale, molto di più che nel resto d'Italia, l'area amministrativa, l'area tecnica, no? Pochissimo il commercio e finanza immobiliare perché è l'area in crisi. Uno dei settori più critici è quello dell'intermediazione finanziaria, degli assicuratori. Tutti vanno su internet, banalmente, no? E lo si vede, no? Commercio, finanza immobiliare appena 2,2, no? Sanità e assistenza, ecco, in difficoltà un po' di servizi a imprese perché sono tutti dentro la veterinaria. Ora, il punto essenziale da sottolineare, a mio avviso, sono 3 aspetti. Primo, se vogliamo più professionisti ci vuole più orientamento scolastico. Quindi qui è la regione, i tavoli regionali, cioè bisogna far capire meglio questi dati nelle scuole. Perché se non sanno quali sono i settori che trainano, poi è difficile dare indicazioni precise. Però questi dati possono essere utili in questa direzione, specie nella formazione terziaria universitaria. Questo è il primo punto, orientamento scolastico. Secondo punto, è evidente il fallimento dei numeri chiusi, è un problema nazionale, quindi non c'entra né il Veneto né niente, e riguarda l'aspetto sanitario, cioè bisogna rivedere il prima possibile le politiche sui numeri chiusi, sostituendole con livelli regionali di confronto tra regione, università e associazioni che definiscono quali sono le reali esigenze del mercato del lavoro, specie in ambito sociosanitario. Abbiamo visto nella pandemia cosa è successo e quindi cioè, bisogna rapidamente andare alla revisione dei numeri chiusi. Altrimenti ci troveremo tra 5 anni con lo stesso problema di adesso. Ecco. E terza indicazione, terzo aspetto che sottolineerei è individuare politiche che facilitino l'accesso alle professioni alle nuove generazioni. Giovani. Attualmente i giovani sono penalizzati. Banalmente per questioni fiscali e previdenziali. Se uno deve pagare la fiscalità e pagare la previdenza della gestione separata, già parte con un handicap no, di 30-40 punti. Quindi va riflettuto se e cosa fare di incentivo alle politiche giovanili. Passiamo alla slide successiva che mostra questa difficoltà. No, questa è positiva. La positiva è, osservate, in Veneto crescono del 25% a 23,9% i liberi professionisti con dipendenti. Ed è un fatto importante perché vuol dire aziendalizzare, vuol dire lo studio professionale che diventa qualcosa di più della semplice monade autonoma. No? Andiamo avanti, invece alcuni segnali più invece negativi. Questione di genere. Come vedete le donne per fare la libera professione devono avere un titolo di studio di laurea, la laurea 30% in più dei loro coetanei maschi, 83 a 58, e le donne fanno fatica ad entrare, le donne giovani fanno fatica ad entrare. Tra i 15 e i 34 anni solo il 38%. Non è così in altre regioni d'Italia, in particolare in Lombardia. Quindi attenzione che questo è un segnale di difficoltà. Andiamo alla slide successiva. Come un segnale di difficoltà è che tendono a crescere i liberi professionisti anziani. Vedete, erano il 22% nel 2011, sono il 26% oggi,
e dai 16 al 18 i giovani. Quindi anche qui un'attenzione particolare su questo aspetto è necessaria. Ultima battuta e mi avvio alle conclusioni. Ovviamente, pagina successiva, tabella 20, osservate la polarizzazione dei redditi. Questa polarizzazione dei redditi è molto evidente sulla parte sinistra, soprattutto tra i giovani, però insomma i liberi professionisti ordinistici crescono in questi 7-8 anni da 34.000 euro medi a 35 medi. I liberi professionisti iscritti alla gestione separata calano. Ora, anche su questo punto c'è un problema di politiche verso i liberi professionisti, in particolare relativi, come è noto, agli ecocompensi e a tutte quelle bandiere tipiche dell'associazionismo dei liberi professionisti. Io mi fermerei qui sottolineando queste luci e queste ombre e soprattutto suggerendo l'ipotesi che vanno individuate strade per migliorare l'orientamento scolastico e l'ingresso dei giovani nella libera professione. Grazie. E l'ingresso dei giovani, sì, orientamento scolastico e ingresso dei giovani. Vedo l'assessore Donazzan, che saluto, che ha ascoltato con grande attenzione questo intervento e presentazione del professor Paolo Feltrin, che abbiamo sentito, di questo secondo rapporto sulle libere professioni nel Veneto. Ecco, io volevo un attimo capire se il presidente nazionale voleva fare qualche domanda o qualche considerazione anche sul discorso dell'equo compenso, che mi pare sia di attualità in queste ore, in questi giorni sui tavoli nazionali. E poi però darei la parola un attimo al presidente del Veneto di Confprofessioni, Roberto Sartore. No, il presidente Stella non lo sento più, probabilmente si è scollegato perché è andato a dei tavoli nazionali. Presidente Sartore, la vedo. Forse dobbiamo autorizzare l'audio del presidente Sartore. Roberto Sartore. Sì, ecco, mi pare che ci siamo adesso. Buon pomeriggio a tutti. Consentitemi, prima di passare la parola alla graditissima assessore Donazzan, consentitemi di ringraziare un po' i presenti. Io sono un po' all'antica, quindi partirò dalle partecipanti, dalle gentili partecipanti. Abbiamo con noi e ringrazio la dottoressa Enza Scarpa, direttore regionale dell'INAI. Abbiamo Maurizio Arizzo, segretario Fisascat regionale e quindi vicina al nostro comparto. Abbiamo la consigliera di parità Sandra Miotto. Ecco. Poi ancora abbiamo il dottor Pone, sempre gradita presenza, il dottor Tiziano Barone di Veneto Lavoro. Abbiamo Alfio Calvagna, che è il presidente del comitato regionale dell'INPS Veneto e anche il vicepresidente Ferruccio Righetti. Poi abbiamo anche il dottor Agostinetti, col quale ci siamo lasciati poco fa e che portava i saluti al dottor Romano, che è impegnato e non poteva partecipare. Ringrazio anche la presenza, e questo lo segnalo all'assessore perché so che ci tiene, abbiamo anche la presenza di tutta la nostra bilateralità nazionale. Quindi abbiamo presente il dottor Marco Natali, che è presidente di Fondo Professioni, e il presidente di EBIPRO, Leonardo Pascazio. E poi il presidente Stella, che è presidente di Cadiprof, ma poi abbiamo anche il nostro direttore. Ecco, effettuati questi ringraziamenti dovuti, ovviamente ringrazio anche tutti i partecipanti a questo incontro che ci stanno ascoltando. Io comincerei con l'assessore Donazzan, ponendo già due temi. Qualche minuto fa abbiamo chiuso, abbiamo partecipato
alla Commissione Disabili, con la quale stiamo lavorando e stiamo apportando il nostro contributo anche a questa importante commissione. Abbiamo la nostra bilateralità e so quanto appunto l'assessore ci tiene al welfare, e ancora però è stato toccato un altro tema che riguarda, tra virgolette, le unità di crisi, che è presente anche qui nel Veneto, e so che anche su questo l'assessore Donazzanti ci tiene. A fianco all'unità di crisi, dove oltre ovviamente alla salvaguardia delle importanti maestranze che non vadano disperse, è importante all'ATRE anche il mondo professionale che ha seguito queste aziende che si trovano in crisi. Ancor più poi so che assieme all'unità di crisi l'assessore Donazzanti ci tiene particolarmente anche al ricambio generazionale, che come abbiamo visto un attimo fa riguarda anche noi, e anche qui per non disperdere nelle chiusure di qualche azienda, perché il titolare dice beh, il mio l'ho fatto, adesso mi ritiro, però anche qui c'è il rischio di perdere professionalità. Ecco, questi argomenti sono importanti, come è importante la partecipazione nostra a queste situazioni. Ecco, fatta questa premessa, darei la parola all'assessore. Grazie. Allora, assessore, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Francesco, un piacere rivederti e grazie per questo invito, lo dico con profondo senso di gratitudine anche per la collaborazione che il mondo delle professioni per mezzo del presidente Sartore da oramai più di qualche anno apporta nei ragionamenti, nelle riflessioni e nelle scelte che la Regione del Veneto deve poi porre in essere. E devo dire che l'introduzione, Roberto, che lei o tu, come insomma, eccoci, ormai anche proprio per il rapporto veramente per me di grande stima nei confronti tuoi, come rappresenti tutto questo mondo e come porti le istanze delle libere professioni dentro i tavoli della Regione del Veneto. Quello che tu hai detto è una sorta di grande manifesto di programmazione, vorrei dirla così, e vorrei andare anche sulle riflessioni che ci ha aiutato a fare il professor Feltrin, che è sempre molto capace di guardare il mondo da un altro punto di osservazione. Noi spesso, ovviamente i numeri che abbiamo sono quelli sui quali riflettiamo a partire da occupati, disoccupati, il tasso di inattività, quando parliamo di questo assessorato, ma da diversi anni noi abbiamo anche posto l'accento sul tema dei lavori autonomi e delle libere professioni, ritenendo queste un elemento fondamentale per la crescita dell'economia. Guardate che fino a qualche anno fa, e forse ancora oggi alberga nella testa di qualcuno, che il mondo delle professioni sia un mondo a sé stante, che le dinamiche economiche siano ancora da leggere per o categorie merceologiche o per contratto di lavoro, cioè noi siamo ancora ad una dialettica che stiamo già imparando a superare il nostro malgrado, perché questa pandemia ha rappresentato, non è una mia felice intuizione, ma del direttore dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Palumbo, un acceleratore tecnologico, anche dei cambiamenti sociali, anche delle dinamiche, tanto che con il sindacato che suo malgrado è costretto ad essere la prima linea di una serie di preoccupazioni, si è arrivati a comprendere che oggi il settore in crisi lo devi affrontare nella sua complessità. Il segmento che oggi rallenta, oggi tocca il turismo, per dinamiche della globalizzazione sempre in queste ore tocca con l'aumento delle materie prime, dei costi della logistica a qualcun altro, noi dobbiamo guardare il settore nella sua organicità. Che spazio ha la libera professione dentro questo mondo? Beh, direi fondamentale.
anche perché le nostre aziende, piccole e piccolissime, hanno assolutamente bisogno di una consulenza che spesso non è al proprio interno strutturata in un rapporto di subordinazione, ma in un rapporto di collaborazione che diventa condivisione. Quante volte voi, che siete un ampio mondo, ma potrei parlare di consulenti del lavoro, dei commercialisti, degli avvocati, dei consulenti di impresa, si trovano a fare gli psicologi, di fatto. Si trovano a dover accompagnare puntualmente nelle trasformazioni di un mondo che con questa velocità impone a quello che guardiamo comunque come l'idea di azienda che abbiamo in Veneto, cioè un'azienda del manifatturiero, della produzione, ma anche dei servizi più strutturati. Il turismo abbiamo dimostrato essere, anche se lo davamo per scontato, non avevamo compreso l'impatto, un mondo che nel valore economico del Veneto e dell'Italia ha un peso straordinario. Ma arriviamo a voi soggetto rispetto a quanto detto dal professor Feltrin. Io credo che oggi, nella piena consapevolezza di questo ruolo, la Regione, per le politiche che deve porre in essere, in un momento così strategico di una nuova programmazione, e Sartore siede per voi ai tavoli della concertazione tra le parti, porta la voce, una voce polifona del mondo delle professioni, dobbiamo riuscire a fare entrare in questa programmazione con ancora maggiore forza l'importanza di questo grande settore economico. Lo dico per una citazione di me stessa, ma veramente così, un cameo. Guardate che la prima regione a fare in modo che il Fondo Sociale Europeo attenzionasse gli studi e i liberi professionisti è stato il Veneto. Merito mio? No, merito vostro, che avete portato all'attenzione del decisore pubblico questo punto. Guardate che il Parlamento arrivò 5 anni dopo a definire impresa soggetto, quindi titolato ad avere aiuti, trasformazioni, strumenti, parimenti alle imprese, il mondo delle professioni. Quindi vuol dire che noi in questo nostro rapporto molto stretto abbiamo anche gli elementi per poter guardare a questo futuro che è fatto, e vado velocemente ad alcuni stimoli che voglio lasciare alla conversazione. Il primo, Feltrin dice giustamente orientamento scolastico. In effetti, quando io parlo con voi, di solito ne ho questa restituzione, che guardate, mutatis mutandis è quello che mi dicono le imprese. Escono dall'università e non sanno esattamente di che cosa devono venire a occuparsi. Escono dalle scuole superiori, in questo caso, e gli devo insegnare tutto. Bene, bene no, ovviamente, perché si chiama divario tra ciò che chiedo e ciò che poi è il prodotto di questa grande formazione. Consapevolezza maggiore, ma anche, devo dire, coinvolgimento maggiore da parte vostra, perché io credo molto negli strumenti dell'alternanza scuola-lavoro, degli stage, dei tirocini, anche rispetto a una vocazione educativa del lavoro. Per fugare dubbi e toccare un luogo comune, per me fare fotocopie è educativo quando mi insegna a stare in un contesto che è un luogo del lavoro. Non diventa educativo quando quella persona viene ignorata e questa non capisce neanche che deve leggere almeno quello che sta fotocopiando. Perché il percorso di conoscenza di che cos'è uno studio, di che cos'è una professione, tu lo devi fare attraverso questi strumenti. Primo stimolo, nell'orientamento scolastico dobbiamo esserci di più e meglio. Ma guardate che qualche anno fa, siglato anche da voi, facemmo il protocollo sull'alternanza scuola-lavoro quando 2 anni fa il governo Conte 1 cancellò di fatto, no, il nome alternanza scuola-lavoro, riducendolo ad un acronimo incomprensibile. Se non sai che cosa fai, peggio ti senti quando non capisci neanche che cosa c'è scritto. Ma il PTCO aveva anche ridotto di molto il numero di ore. Aveva impedito anche in alcune parti delle nostre scuole, penso ai licei, che poi sono i vostri potenziali futuri collaboratori, di venire a fare alternanza. Noi avevamo in quel protocollo, proprio perché volevamo dare un'accelerazione diversa, io avevo messo anche alternanza scuola-lavoro per i docenti. Su un numero importante ne aderirono 35, un po' pochino.
Che cosa possiamo fare noi? Che cosa può fare anche la vostra associazione? Prendendosi in cura, accompagnando i docenti, non sono per l'obbligatorietà, non per vocazione. Io sarei una dirigista e chi mi conosce, magari Feltrin mi richiamerebbe anche a questa piccola digressione, però dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo fare in modo che in modo volontario vengano, e io voglio anche incentivarli. La prossima programmazione europea avrà da parte mia attenzione molta nella formazione dei formatori. E chi deve formare questi formatori, se poi devono orientare questi ragazzi alle libere professioni? Io credo i migliori liberi professionisti. Secondo, l'accesso dei giovani a queste professioni parte dall'orientamento, ma parte anche dagli strumenti di accompagnamento. Prima Sartore ha fatto giustamente un passaggio richiamando la mia attenzione alla presenza della bilateralità. Io credo molto che la risorsa pubblica dello Stato, della fiscalità generale, non sarà sufficiente, ma insomma non ci vuole un grande economista per dirlo. Che cosa dobbiamo però pretendere nella trasformazione di questo mondo? Che la compartecipazione abbia un valore maggiore. Se partecipo alla bilateralità, se partecipo alla contrattazione aziendale, se partecipo agli accompagnamenti, devo essere aiutato, cioè devo averne un beneficio. Io lo farò, per quello che mi riguarda, nella prossima programmazione, dove sarà presente la bilateralità, là sarà presente di più la risorsa pubblica. Il meccanismo per me è una leva di convincimento ed è una leva finanziaria. È chiaro che alcune cose io non le posso fare, le posso dire ma non le posso fare. Io vorrei una fiscalità più agevolata quando si tratta di questo tipo di azioni. Invece oggi anche la partecipazione a un welfare aziendale, all'adesione alla bilateralità, non solo per obbligo ma per maggiore convincimento, non è premiata, di fatto ti rappresenta un costo in più. E oggi, in cui insomma stiamo vedendo ridotto il nostro margine di guadagno, anche i costi si ritengono, alcuni vengono espunti perché si ritengono un di più. Non possiamo pensare che questo meccanismo che accompagna anche verso uno stato sociale più partecipato che non statale, che non ci sia l'aiuto, l'incentivo, l'accompagnamento. L'ultima questione riguarda il ricambio, Sartore ha detto generazionale, ma anche dai dati di Feltrin ne emerge. Io sto ragionando su alcuni dati che riguardano le nostre aziende. Le nostre aziende oggi, che hanno un po' già scontato il ricambio generazionale alle volte perché i figli non sono all'altezza dei padri o perché il figlio di un'azienda di un certo tipo di settore ha avuto il padre a dirgli no, non sta a fare il mio lavoro perché va a rogne, difficoltà, va a fare il medico, va a fare l'avvocato. E abbiamo il cambio generazionale, abbiamo già scontato. Io oggi ho un altro problema, signore, si chiama cambio di proprietà. Il rischio di imprese troppo fragili, con poca consulenza, con poco accompagnamento, vuol dire mettere il nostro patrimonio nelle mani di non so chi. Come quelli che mi conoscono sanno che non sono una grande innamorata di che venga chiunque perché l'importante è che venga qualcuno. No, perché ho visto dei danni fatti in nome di questo. Quando tu sposti, e lo vedo nelle grandi crisi aziendali, e quindi tocco anche questo punto che Sartore mi ha stimolato a toccare, quando io trovo le crisi e ha comprato il cinese che non parla neanche inglese, o la testa del management, magari l'azienda è svedese e la testa non è più italiana, niente, io non ho più un margine di discussione. È nazionalismo il mio? No, guardate, il mio è egoismo, perché quella filiera lunga fatta di una pluralità di aziende è anche molto corta territorialmente. So che Feltrin mi aiuterà a trovare una soluzione di impatto per definire questo. Noi abbiamo nelle nostre aziende, e voi lo sapete perché siete i loro consulenti, una filiera di fornitori, di un meccanismo molto molto lungo e molto circoscritto territorialmente. Quando si sposta la parte della committenza, tu desertifichi un mondo. Vale per le catene degli alberghi che oggi vengono acquistate dai grandi marchi che si portano i loro consulenti, non siamo noi.
vale per la grande società multinazionale, svedese, inglese, americana, cinese, bengalese, thailandese oggi. Guardate che non siamo noi i loro consulenti, cioè ve lo dico per egoismo. Attenzione, è meglio che noi ci strutturiamo anche per fare una giusta, robusta consulenza alle nostre imprese, perché il cambio di proprietà non è privo di risultati, di impoverimento del nostro territorio. Allora, tutto questo, come lo chiuso? E lo chiudo. Che la prossima programmazione che stiamo decidendo ora, che avrà nei prossimi 2 mesi, la restituzione da parte vostra, o meglio l'invio da parte vostra alla Regione dei tanti stimoli, voi avete il dottor Agostinetti qui oggi, il dottor Romano chiamato a fare la grande programmazione di tutti i fondi, ma noi abbiamo già inserito nelle misure portate in queste settimane, molte della direzione lavoro, proprio col dottor Agostinetti a capo, abbiamo messo che noi pagheremo la consulenza, il temporary manager nelle trasformazioni delle crisi, ma anche nell'accompagnamento delle aziende. Crisi è trasformazione, non è necessariamente un'azienda che è in difficoltà fino alla chiusura. Nell'outplacement, nei workers buyout, cioè quei lavoratori che hanno il coraggio di investire in loro stessi, ma che hanno bisogno di un bravo commercialista, di un bravo avvocato, di un bravo consulente del lavoro, hanno bisogno della consulenza dei professionisti. Ecco, questo è quello che vi restituisco, cioè guardiamo insieme a che cosa accadrà tra 5 anni, perché i dati di Feltrin sono chiarissimi. Se li leggiamo così sappiamo che quello che ho cercato di dire è esattamente quello che voi dite a me, sempre e oggi deve diventare strategia e programmazione, perché gli italiani sono fenomenali nell'ultimo miglio, un po' meno nella programmazione. Grazie, grazie Assessore. Mi perdoni, non l'avevo presentata con la sua carica precisa prima, e cioè Assessore all'istruzione, formazione e lavoro, pari opportunità della Regione del Veneto, è nella zona Sud. Aggiungiamo, Brasco, così faccio sorridere, la più longeva d'Italia. Vabbè, sono dei meriti, insomma, anche. Allora, Presidente, siamo contenti noi liberi professionisti di sapere che la Regione sa che siamo importanti per far crescere il PIL, come ci ha detto anche il professor Feltrin, no? Devo dar atto all'assessore Donazzan che è stata una di quelle che per prima ci ha dato importanza. Non è stato né così semplice né così facile. Con lei abbiamo trovato una strada aperta. Con qualche altro assessore abbiamo trovato qualche maggior difficoltà, ma abbiamo aperto anche con qualche altro assessore dopo l'assessore Donazzan. Quindi spero che continueremo, perché presumo che il nostro apporto risulti importante, soprattutto come ha accennato il nostro Presidente Stella prima, ci siamo mossi, e posso dire che ci siamo mossi proprio nel Veneto per primi, per spingere, per poter vaccinare i dipendenti. Ci siamo spinti con l'adesione sia degli odontoiatri che ovviamente dei pediatri, che ci sono offerti fin da subito alla Regione per poter dare una mano, lasciando ovviamente a una questione diversa alla FIMIG i medici, perché percorrevano un'altra strada. Gli accordi nazionali sono nati, di questi due settori, sono nati per spinta proprio dei nostri professionisti qui veneti, quindi è un motivo d'orgoglio e ovviamente è un motivo per cui si incentivi su questa strada. Ovviamente noi abbiamo posto anche tutte le problematiche, e ne abbiamo discusso proprio nel discorso, le problematiche pratiche, perché per noi alla fine cerchiamo di essere pragmatici, cioè sì, forse siamo meno politici di altri che partecipano ai tavoli, però miriamo la concretezza, perché penso che sia questo importante. Poi i discorsi politico-filosofici si possono fare, ma meglio andare sul concreto, che poi è sposare la mentalità veneta. Così siamo e così orgogliosi di essere, presumo, in questo senso. Ecco, questo sicuramente. Ovviamente i temi che ha toccato l'assessore sono importanti, e ci aggiungerei anche, sempre come apporto tecnico, che stiamo vivendo in questi giorni altre problematiche, perché dalle nostre aziende assistite abbiamo un'altra segnalazione importante.
parlo in particolare del settore metalmeccanico e del settore dei trasporti, i quali ci dicono consulente, commercialista, abbiamo un problema di ricambio, abbiamo i nostri dipendenti con grande esperienza che vanno in pensione, ma non riusciamo a trovare le forze per sostituirli. Guardate che anche questo è un grande problema che ci dobbiamo porre. Ci dobbiamo porre noi professionisti che seguiamo le aziende, però è importante che noi professionisti portiamo nelle sedi opportune anche questi messaggi che ci giungono dalla base, e quindi ben felici di dare queste notizie anche all'assessore. Purtroppo poi è più difficile trovare le soluzioni. Comunque su questa linea io direi che è importante sentire anche il dottor De Gregorio, che segue la nostra bilateralità con Cadiprof, per sapere anche cosa abbiamo fatto in questo periodo di pandemia, perché è giusto che anche l'assessore conosca cosa abbiamo fatto a livello nazionale. Purtroppo stiamo maturando una bilateralità territoriale, ci stiamo arrivando piano piano, abbiamo sempre dato importanza a quella nazionale per poter dare unità di prestazioni, piano piano passeremo alla territoriale, però anche a livello nazionale. Senta assessore cosa abbiamo fatto in questo periodo. Prego. Intanto saluto allora il direttore di Cadiprof, Luca De Gregorio, benvenuto. Ricordo solo brevemente che cos'è Cadiprof, che fornisce prestazioni integrative di assistenza sanitaria a tutti i lavoratori degli studi professionali assunti col contratto collettivo nazionale di lavoro, studi professionali appunto. Poi abbiamo presenti anche il presidente di Fondo Professioni, che è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua degli studi professionali e nelle aziende collegate, e anche il presidente di EBIPRO, Leonardo Pascazio. Allora, il presidente di Fondo Professioni è Marco Natali, e Leonardo Pascazio dell'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, che opera a fianco degli studi per la sicurezza, la salute sul lavoro, la formazione, il welfare, e consigliare i tempi di vita lavoro e il sostegno al reddito. Ma diamo la parola quindi a Luca De Gregorio per sentire tutti gli interventi che sono stati fatti con la bilateralità in questo 2020. Buongiorno di nuovo, grazie al Presidente Sartore per l'invito, saluto tutti gli ospiti, vi farò sentire un po' di romano visto che il Lazio insomma ha il suo peso, quindi vi allieterò con un po' di cadenza romana, no? A parte gli scherzi, mi aiuterò con alcune slide e farò riferimento anche a interventi che hanno fatto gli altri enti del nostro sistema degli studi professionali. Tra l'altro, a beneficio dei partecipanti, faccio presente che le slide sono scaricabili insomma dal sito, diciamo collegandosi al sito. Quindi condivido il mio schermo, ditemi se lo vedete, insomma vi rappresento un po', ecco, vi rappresento un po' quello che è il sistema di welfare che è stato costruito all'interno degli studi professionali e l'evoluzione che questo sistema di welfare ha avuto. Sarò molto veloce insomma nel rappresentarvi insomma gli interventi e diciamo le attività che svolgono questi enti, che nascono, come ha detto Roberto Sartore, il presidente di Confprofessioni Veneto, nell'ambito del contratto collettivo nazionale degli studi professionali, e che sono un po', come dire, sono stati i primi interventi. Poi oggi sappiamo tutti insomma che quasi tutti i contratti hanno poi seguito l'esempio del nostro contratto collettivo, commercio, metalmeccanici, il settore della moda, l'artigianato, anche con esperienze ovviamente che si sono poi declinate sui territori. Lo faceva presente Roberto Sartore, insomma sappiamo che c'è anche in Veneto interventi che sono stati fatti nell'artigianato, specifici diciamo sulle realtà territoriali. Gli enti diciamo del contratto collettivo degli studi professionali sono Cadiprof, EBIPRO e Fondo Professioni. Nascono nei primi anni del 2000, quest'anno Confprofessioni fa 20 anni di riconoscimento come parte sociale.
Subito, come fu riconosciuta nel 2001 parte sociale, ci fu la previsione di un ente di assistenza integrativo nell'ambito del contratto collettivo. L'ente era Cadiprof, che cominciò poi a operare qualche anno dopo, nel 2005. Oggi vi do qualche dato, insomma, Cadiprof, Ebiprof e Fondo Professioni offrono assistenza a una popolazione di circa 250.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Il Veneto è una delle regioni più rappresentate da questo punto di vista, parliamo della seconda regione in ordine di soggetti assistiti. Sappiamo che i dipendenti degli studi professionali sono prevalentemente donne giovani, e quindi molti degli strumenti e delle misure che sono state introdotte nell'ambito della bilateralità sono andate a coprire esigenze, no, di questa popolazione giovane, quindi la maternità, la famiglia, i bambini piccoli, ma anche la formazione, anche la diagnostica, la specialistica e anche interventi a sostegno economico di queste lavoratrici, no? Quindi rimborso per asilo nido, per diciamo i libri di testo per la scuola dei figli, insomma parliamo di interventi che poi si sostanziano in veri e propri sussidi economici, no? Per una popolazione che mediamente ha, come dire, livelli reddituali non elevatissimi, ecco, da questo punto di vista. Devo dire che in questo periodo di pandemia, nell'ultimo anno, questo sistema ha dimostrato veramente di essere rapido e flessibile, soprattutto, cioè di essere in grado di rispondere a un'emergenza che nessuno era stato in grado di prevedere, e ha messo sul piatto oltre 20 milioni di euro tra rimborsi sanitari, tra contributi per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali, no? Di interventi di ammortizzatori sociali, per quanto riguarda lo sviluppo e il sostegno dello smart working, quindi del lavoro a distanza nel momento in cui c'era la chiusura, no? Delle attività produttive e quindi anche degli studi professionali. E anche oggi ancora per tamponi, test sierologici. Poi faceva presente anche il presidente nazionale Stella, stiamo lavorando anche per mettere in piedi ovviamente un sistema che consenta anche una vaccinazione veloce e rapida delle categorie sia professionali che dei loro dipendenti. La particolarità di questo mondo, e vengo poi come dire, a ciò che caratterizza un po' il nostro contratto, è diciamo il fatto che nel 2015 è stata estesa la tutela e quindi le assistenze anche nei confronti dei professionisti, datori di lavoro che applicano questo contratto. All'interno del contributo che viene versato per l'iscrizione dei lavoratori alla bilateralità, quindi agli enti bilaterali, è prevista una quota che va che consente appunto di mettere in copertura, quindi di erogare delle prestazioni automatiche, quindi gratuite, anche ai liberi professionisti, anche ai datori di lavoro, cioè questo nella previsione ovviamente che il benessere dello studio professionale passa sì per il benessere dei lavoratori, ma anche per il benessere del datore di lavoro, vista anche ovviamente come dire, la dimensione piccola, la dimensione media, no, di uno studio professionale nel quale comunque il rapporto e diciamo come dire, le relazioni fra datore e lavoratori dipendenti sono molto strette. Ovviamente si è dato come dire, risalto ad altre tipologie di prestazioni, perché ovviamente la categoria dei datori di lavoro ha caratteristiche differenti, quindi e ovviamente molti datori di lavoro hanno già le assistenze garantite, no, dalle casse di previdenza professionale, avvocati, commercialisti, medici, insomma sappiamo insomma, che già beneficiano delle assistenze delle casse di assistenza, delle casse di previdenza. Quindi check-up cardiovascolare oncologici, visite specialistiche, rimborsi in gravidanza anche per le giovani professioniste, quindi fino a 1.000 euro di rimborsi per le spese degli esami che vengono sostenuti durante la gravidanza, ma anche interventi
al ristoro di infortuni, la fisioterapia, la diagnostica, la specialistica, insomma dei supporti reali a quelle che possono essere le esigenze di questa popolazione assistita. E vengo all'ultimo e chiudo poi un po' la panoramica, diciamo, all'ultima novità, che è quella di circa un anno fa, un anno e qualcosa fa, quando, diciamo, queste Confprofessioni ha ritenuto opportuno estendere i risultati raggiunti nell'ambito del contratto collettivo a tutti i liberi professionisti. Sulla fine del 2019 e quindi all'inizio del 2020 Confprofessioni ha lanciato questa app BProf del CCNL, delle tutele garantite dal contratto ai professionisti, a tutti i professionisti, quindi non solo ai datori di lavoro, ma a tutti i titolari di partita IVA, lavoratori autonomi. Abbiamo fatto una campagna promozionale, c'è un sito internet che vi invito insomma a visitare per quanto riguarda poi una spiegazione di quelle che, nel dettaglio di quelle che sono le caratteristiche di questa iniziativa. Ma ecco, diciamo, il fulcro principale è quello di poter, tramite questa iniziativa, raggiungere facilmente tutti i liberi professionisti in Italia e garantire loro a condizioni diciamo introvabili perché oggi queste condizioni sono garantite da una popolazione di oltre 300.000 soggetti, che quindi ci danno una forza diciamo contrattuale, una forza di rappresentanza enorme nei confronti ovviamente dei partner, di tutta una serie di prestazioni. In primis che cosa? In primis sicuramente nel campo del welfare, quindi possibilità di estendere a condizioni molto vantaggiose le formule, le coperture assistenziali per i professionisti. Parliamo di costi che si aggirano intorno ai 50 euro all'anno per avere quelle prestazioni che oggi sono garantite dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai professionisti. E poi ovviamente dare servizi gratuiti, una rassegna stampa, delle news dalle agenzie ANSA e il Sole 24 Ore. Abbiamo accordi con il Corriere per dare l'abbonamento gratuito al Corriere della Sera ai professionisti. È condivisione all'interno del BProf, è anche condivisione perché all'interno dell'app c'è una community che può condividere, no? può partecipare, può come dire, dare anche il proprio contributo, no? Alla crescita professionale e allo sviluppo insomma della professione in generale. È partecipazione tramite il BProf. Organizziamo eventi, questo al quale stiamo partecipando è stato veicolato anche tramite questa piattaforma, che ci dà quindi la possibilità, no, di poter promuovere, no, anche l'associazionismo, la partecipazione per quanto riguarda le attività professionali. E poi diciamo, oltre al welfare c'è tutto un altro mondo di servizi a condizioni agevolate. Perché Confprofessioni nel tempo ha maturato una serie di rapporti di partnership, no? Con tanti soggetti che oggi operano all'interno del mondo economico, Unisalute, Zucchetti, Generali, qua ce ne sono solo alcuni rappresentati, ma ecco, all'interno dell'app ovviamente i numeri fanno la differenza e poter come dire, portare come dire, gli interessi della categoria liberi professionisti nei confronti di questi partner ovviamente ci dà la possibilità di studiare soluzioni adatte alle esigenze dei liberi professionisti, se non altro perché siamo liberi professionisti e sappiamo quali sono insomma le esigenze di questa popolazione. Diciamo, questo è un po' il completamento di quello che è oggi il mondo del welfare all'interno del settore studi professionali e non solo. Ovviamente invito tutti quanti a scaricare l'app perché comunque è gratuita assolutamente e anche a farsi portavoce nei confronti dei colleghi per quanto riguarda queste opportunità che, ripeto, rappresentano come dire, un vero e proprio sistema, un mondo di opportunità per tutti gli studi professionali. Ok. Allora, interrompo la condivisione.
Direttore, un breve spot, ma qual è la condizione sine qua non per iscriversi a BProf? Allora, la condizione sine qua non è semplicemente essere un libero professionista, quindi non bisogna, come dire, è ovvio che il confine dei liberi professionisti è molto, come dire, siamo molto borderline, no? Non c'è un perimetro. Iscritti ad un ordine professionale, un collegio professionale? Assolutamente sì, ma anche no, nel senso che noi sappiamo anche che ci sono delle nuove professioni, no? che avanzano. Abbiamo visto prima col professor Feltrini la presentazione, no? Di tutti gli iscritti alla gestione separata, banalmente consulenti, ma insomma, sappiamo che le nuove professioni sono molto più dinamiche, no? Rispetto a quelle tradizionali. Quindi la condizione è essere un libero professionista, e noi per libero professionista intendiamo colui che, come dire, mette in campo la propria intelligenza, il proprio intelletto, e che è prevalente rispetto ai mezzi, no? Quindi è una definizione molto ampia, nella quale ovviamente come dire, Confprofessioni ritiene comunque di poter rappresentare anche questo mondo, insomma, di liberi professionisti, cioè soggetti che mettono, come dire, si mettono in gioco, no? Con la propria libera professione. Perfetto, grazie. Prego. Presidente Sartore, grazie allora a Gregorio per il suo intervento, direttore di CADIPROF. Presidente Sartore, c'è un piccolo cambiamento. Sì, visto che il tempo è un po' meno tiranno di quello che pensavamo, pensavo di far intervenire anche il dottor Barone, poiché c'è una collaborazione in atto da parecchio tempo, penso che magari qualcosa ci possa dire anche lui. Prego, Barone. Il dottor Barone, ricordo, è direttore di Veneto Lavoro, se non vado a tutto. Grazie. Al momento sono direttore di Veneto Lavoro. Vabbè. Allora, grazie dell'opportunità. Intanto saluto l'assessore e tutti voi. Per quanto riguarda la collaborazione, io credo che stiamo cominciando a raccogliere i frutti di un lavoro di semina che abbiamo posto in essere nell'arco dell'ultimo anno e mezzo. Nel senso che con le associazioni, l'associazione e con le relative imprese, la possibilità di collaborazione è avviata sia direttamente sia attraverso la logica dei soggetti accreditati e autorizzati. In particolare io credo che, anche ricordando le esperienze fatte, l'aggiornamento sulle procedure, in particolare il collocamento mirato, dove abbiamo più volte svolto eventi, webinar a favore degli operatori e delle imprese, proprio per chiarire nelle varie fasi dell'anno fiscale che cosa era importante tenere in considerazione. Ricordo anche tutta la partita degli incentivi regionali, l'articolo 60, sul quale abbiamo più volte operato insieme con i professionisti, quindi con le varie associazioni legate agli studi professionali, proprio per poter valorizzare meglio la relazione con le imprese. Per non parlare poi della cassa in deroga, che comunque ha rappresentato un momento lo scorso anno decisamente importante, che poi è andata nella gestione dell'INPS. Ma un punto io credo importante su cui il mondo dei professionisti debba in qualche modo fare un salto è il mondo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Oggi non dobbiamo inventare più nulla, nel senso che oggi i sistemi di Veneto Lavoro, i sistemi dei servizi al lavoro che rappresentano anche i centri per l'impiego, sono in grado in modo telematico di raccogliere tutte le offerte di lavoro provenienti o dalle imprese o dall'intermediario. Quindi non è necessario essere
altro che o un'impresa o un intermediario che ha un bisogno in termini di risorse umane. Su questo bisogno, una volta caricato nel nostro sistema, è possibile ottenere immediatamente il servizio di preselezione da parte del centro per l'impiego più vicino, che garantisce entro 5 giorni la fornitura di una lista di preselezionati, di candidati preselezionati, con cui l'imprenditore o l'intermediario va a chiudere. In alternativa, uno non è interessato ad avere il servizio di preselezione del centro per l'impiego, può aspettare semplicemente che arrivino le autocandidature che noi promuoviamo dal nostro mondo. Il nostro mondo che dimensione ha? Il nostro mondo sono circa 100.000 curriculum vivaci e circa 140.000 disoccupati che noi trattiamo ogni anno. A questi dobbiamo aggiungere tutti i lavoratori che sono interessati a cambiare lavoro, perché hanno un lavoro, vedono che c'è un'offerta, si iscrivono al portale di Click Lavoro e si autocandidano all'offerta proposta dall'intermediario dei professionisti oppure dall'azienda dei professionisti. Quindi semplice, offerta di lavoro su cui viene richiesto il servizio di preselezione da parte del centro per l'impiego oppure si attendono le autocandidature che vengono chiaramente anche da noi promosse. Su questo basta solo farlo, non serve molto. È evidente però una cosa, che quando ci si lancia sull'attività di selezione bisogna essere attenti che bisogna saperlo fare questo mestiere, perché il rischio, soprattutto nelle piccole e medie imprese, di portare diciamo alla short list con l'imprenditore candidature sbagliate o il suggerimento di una candidatura come candidatura eccellente e poi è sbagliata, soprattutto in situazioni di piccole e medie imprese, si rischia di fumare l'utile di un anno di una piccola impresa, quindi bisogna stare molto attenti. Noi ci occupiamo solo di preselezione, quindi lasciamo tutto il lavoro della decisione finale all'intermediario insieme all'imprenditore. Abbiamo comunque un'altra modalità di collaborazione che sono gli eventi incontra lavoro, che sono occasioni territoriali, settoriali, aziendali, che noi avviamo. Recentemente l'abbiamo fatto per Stevanato Group, l'abbiamo fatto per Amazon, per Zalando e per molte altre aziende, lo stiamo facendo per tutta l'area turistica in questo momento. Sono occasioni nei quali noi raccogliamo tutte le offerte di lavoro da parte del territorio e le mettiamo a disposizione dei nostri disoccupati, ma anche di tutti i lavoratori che sono presenti. E lo facciamo facendo un'azione di comunicazione forte sui social e sui giornali. Per esempio, noi in questo mese di maggio abbiamo di fatto dilatato il 1° maggio facendolo diventare il mese del lavoro e abbiamo inanellato una serie di eventi incontra lavoro proprio specifici per vari settori, vari territori, varie aziende. Insieme all'incontra lavoro noi utilizziamo sul versante dell'orientamento l'evento incontra azienda, che può essere proposto da qualsiasi territorio, da qualsiasi associazione locale, con lo scopo di promuovere la conoscenza di un'impresa, di alcune imprese al mondo sia della scuola che dei nostri disoccupati. E l'ultimo che proponiamo è l'incontra formazione, dove noi proponiamo soprattutto gli ITS ai nostri utenti, facendo un servizio proprio di raccolta delle iscrizioni su un percorso così fondamentale per lo sviluppo di un segmento critico importante nella nostra economia. Chiudo sulla partita di Veneto Welfare, cioè del welfare, nel senso che insieme tra le varie cose che facciamo ci occupiamo anche dell'accreditamento dei fondi contrattuali, previdenziali e sanitari del welfare. Io su questo invito i fondi di riferimento
a considerare l'ipotesi dell'accreditamento, perché attraverso il percorso di accreditamento la giunta regionale andrà a definire modalità di promozione dei fondi contrattuali, previdenziali, sanitari, bilaterali e anche aziendali, quindi diciamo gli accordi aziendali o territoriali. Sono 4 le linee di accreditamento con cui la Regione ha voluto promuovere la logica del welfare proprio come modalità di in qualche modo combattere la difficoltà nella gestione del percorso pensionistico, l'opportunità di ridurre i costi sanitari e la valorizzazione di tutte le intese territoriali legate al welfare, intesa proprio come messa in comune delle risorse che provengono sia dal privato che dal pubblico. Grazie. Grazie dottor Tiziano Barone, che è il direttore di Veneto Lavoro, che è appunto l'ente strumentale della Regione del Veneto. Presidente Sartore, io adesso proverei a capire se ci sono domande anche per l'assessore Donazzan da parte dei presenti. Chiedo appunto ai nostri dirigenti del sistema Confprofessioni che sono ancora presenti, anche se ecco, dai giornalisti hanno seguito, però probabilmente da quel che ho capito preferiscono fare delle interviste dirette sia al professore sia all'assessore eventualmente. Prego, non ho capito. Non mi pare che non ci siano domande. Presidente Sartore, andiamo verso la conclusione. Direi che insomma da questo secondo rapporto sulle libere professioni in Veneto si capisce una cosa fondamentale che abbiamo già detto prima, che ci ha detto il professor Feltrin, e cioè che solo con le libere professioni cresce il PIL, cioè se vogliamo far crescere la nostra società anche a livello economico, un elemento importante, un attore importante è il libero professionista. Tutte le società più ricche, ci ha detto il professor Feltrin, e che proseguono, si sviluppano, progrediscono, hanno la libera professione molto sviluppata nei contesti economici, insomma. Presidente. Sì, ecco, prima di chiudere con i saluti, vorrei io porre una domanda all'assessore. Cioè, alla luce di quanto quel poco che è emerso oggi, cosa si aspetta l'assessore dai professionisti veneti? Ecco. Bella, grazie Sartore, perché di solito all'assessore si fanno tutte domande diciamo con risposta inclusa. Devo fare questa cosa, mi servono queste risorse, me le dai? Cioè, non è che hai tante strade, no? Qui mi piace molto e cercherò veramente di non deludere, spero, perché io mi aspetto una ancora maggiore presenza vostra e anche una consapevolezza, perché lo sforzo, lo dico a quelli che ci ascoltano, ma lo dico anche a Brasco, che fa sempre anche un suo lavoro di divulgazione. Certo. Guardate che la consapevolezza non è così scontata ancora ora del ruolo dentro il sistema economico. Cioè lo si ha per il proprio spazio, ma anche sui tavoli della decisione, della cosa pubblica, che in Veneto abbiamo sempre guardato con un tantino di fastidio e di scetticismo, perché tanto noi siamo i maestri del far da noi, ed è una bellissima cosa. Cioè in Veneto la prima cosa che a me è stata insegnata quando sono arrivata a fare l'assessore era il non far danni, perché tanto il nostro mondo va avanti da sé, vive con una sua capacità di adattarsi, di andare nel mondo.
Io credo che oggi, per la difficoltà del momento, per la complessità del mondo, noi abbiamo bisogno di farlo insieme. E sul tavolo del decisore pubblico, principalmente del mio assessorato, quindi istruzione, formazione, lavoro e università, perché il punto dell'università l'ho tralasciato solo per un attimo, ma resta, no, resta un argomento, anche l'aggiornamento dei profili professionali in uscita. Oggi sempre di più assisto alla composizione degli studi, ce lo diceva anche Feltrin quando aumenta e dice ha avuto una trasformazione aziendalista lo studio, ma perché oggi siete studi associati con tutti all'interno, non c'è più il singolo professionista, si lavora in team, ma questa è una mentalità, ma è anche una programmazione, è una strutturazione. Questo deve entrare nei tavoli della decisione, perché io assumo decisioni che vi riguardano, non sulle norme che magari sono quelle ordinamentali dello Stato, no? Però su tutto ciò che riguarda la sottocommissione per il welfare, vorrei che voi ci foste di più, Sartore. L'orientamento scolastico, anche lì, e non può far tutto lei, lo dico perché non dovete lasciare da solo il presidente in questo caso, perché va portato il dinamismo. Quando parliamo di servizi per il lavoro, i consulenti del lavoro sono fondamentali. Io l'ho visto nel momento della difficoltà di quei mesi di marzo terrificante, dove avevamo un governo che viveva in una dimensione plutosferica, non è cambiato molto per come la vedo io, però avevamo degli strumenti sugli ammortizzatori sociali che noi avevamo detto, Regione Veneto, che erano così, erano assurdi, ma se non avessimo avuto Sartore che rappresentava i consulenti del lavoro, sarebbe stata la politica contro la politica. Non ci interessa questa dialettica, a me interessa che si risolva il problema e lo posso fare solo se ho un rapporto molto stretto. Quindi maggiore partecipazione se fosse una sintesi. Stimoli per quanto riguarda appunto l'aggiornamento delle professioni, gli strumenti che ci servono. Se vi abbiamo inserito come anche figure nella consulenza che possiamo sostenere nei confronti dell'impresa, nelle trasformazioni, nell'accompagnamento, nelle filiere, sappiate, cari tutti, che un'altra azione molto, diciamo, di grande cambio di prospettiva e di azione della Regione è stata quella di portare sempre nell'ultimo pacchetto, diciamo che io chiamo post-Covid, noi andremo a colpire i settori strategici, quindi non le industrie, gli artigiani, il commercio, no. Filiera della moda è settore strategico? Direi di sì. Dal negozio che chiude all'azienda del tessile, alle confezioni, alla componentistica, al fornitore dell'artigianato. La figura cerniera di tutto questo sono siete voi, siete voi, sostanzialmente siete voi. E in questo bando sulla filiera della moda, dove vado a finanziare prioritariamente gli accordi di filiera o gli accordi aziendali, per me non si esaurisce tra sindacato e associazione di categoria o azienda. Ci deve essere la vostra consulenza. Quindi guardatele queste novità diciamo, di questa chiusura di programmazione, perché in nuce è quello che io voglio fare per i prossimi 5 anni. Bene. Grazie. Belle notizie. Presidente Sartore, però siccome vedo che ci sono sia Marco Natali sia Leonardo Pascazio presenti, magari se ci salutano e se vogliono intervenire. Sì, restando nel discorso bilateralità che è tanto caro all'assessore, presentiamo anche questi nostri due responsabili nazionali. Marco Natali, presidente del Fondo Professioni. Sì, buongiorno. Buongiorno Assessore, grazie Roberto, grazie Dottor Brasco. Io ho seguito con attenzione l'intervento un po' di tutti, dal Presidente della presentazione del rapporto, che ovviamente conosco, essendo il mio accento non è romano, ovviamente si sente un pelino che sono veronese, e ho seguito tutti i dati essendo anche di Confprofessioni Nazionale, e ho apprezzato l'assessore quando dice che siamo in corso ad un cambiamento e ad una velocità nel cambiamento, che non è una cosa da tutti cogliere quanto
il Covid ha cambiato sì l'aspetto tecnologico, ma come la tecnologia cambia velocissimamente e come velocissimamente cambia la realtà economica e sociale di questo paese e della realtà anche del Veneto, come la cambierà a livello nazionale. Io sono il presidente di un fondo che eroga risorse, eroga contributi per la formazione e noi finanziamo la formazione per gli studi professionali e le aziende collegate in tutta Italia, compreso anche il nostro Veneto, che è una delle regioni che di più usufruisce di questi contributi e che di più si impegna nella formazione dei propri collaboratori, e lo facciamo in sinergia con Ebipro, gestendo noi la parte di formazione dei collaboratori per i corsi non obbligatori, e Ebipro fa tutta la sua parte, ma vedo Leonardo collegato, Pascazio, che poi dopo spiegherà le sue robe. Io, ripeto, trovo fondamentale un aspetto, anche se non mi trovo d'accordo sulla valutazione della scuola. La nostra scuola, contrariamente a quanto pensano gli industriali, mi consenta Assessore, deve insegnare ai ragazzi a ragionare, deve insegnare ai ragazzi a trovare le soluzioni, a risolvere i problemi, ad essere logici e razionali. Non dobbiamo pensare a formare degli autonomi, dei bravi tornitori o dei bravi esecutori. Noi dobbiamo formare gente che sappia pensare al problem solving, alla soluzione dei problemi, perché questo è il futuro dello sviluppo. Perché? Perché le aziende devono cambiare, perché il mondo cambia, e la scuola e l'università, noi abbiamo appena avviato adesso un bando proprio per finanziare 100 nuovi studenti universitari che faranno la richiesta per il master di primo e secondo livello, per dare un contributo di 1.500 euro ad ognuno degli studenti che si iscriverà a questi master, proprio con l'ottica di dire: bene, finanziamo la formazione per i collaboratori, ma finanziamo la formazione anche per gli studenti. Diventa fondamentale affrontare il futuro con delle logiche diverse. I giovani le capacità, le possibilità le hanno anche la fantasia, ma gli dobbiamo insegnare a poterle applicare. Se noi vogliamo, parlo della mia generazione ormai, di quelli che la guerra, diceva una volta, la loro battaglia l'hanno fatta, è il momento che lasciamo lo spazio a soluzioni, a cambiamenti, a idee nuove, perché è verissimo che i problemi sono completamente diversi, ma spesso chi gestisce oggi, chi è ai vertici, gestisce le problematiche nuove con soluzioni vecchie. La pandemia è stata la dimostrazione specifica e eclettica proprio a livello nazionale di come un problema, volendo nuovo, è stato gestito spesso a livello nazionale con situazioni e soluzioni vecchie. Invece bisogna inventarsi delle cose nuove. Il nostro presidente regionale è stato prima, ha detto: tamponiamo tutti, è arrivata la cosa, fa tamponi. Tutti ma no, non è vero, non c'è problema, ma cosa vuoi? La dimostrazione è stata che adesso si fanno i tamponi dovunque, quindi a volte avere un po' di fantasia, un po' di capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di inventarsi soluzioni diverse è fondamentale. Mi allaccio all'altro discorso dell'assessore, quanto sia importante il trasferimento aziendale, perché rischia di diventare un grosso impoverimento del territorio. Questo vale per le aziende e vale per gli studi. Ho visto che lei ha messo in piedi il tavolo per i worker buyout e auspico in questo che ci sia veramente una notevole attenzione su tutti i passaggi che diventano fondamentali, perché fra poco arriveranno, non dico dall'estero, ma immagino anche da lì soprattutto, ma arriveranno anche da Milano, da altri settori, da altre zone, a fare acquisizioni delle nostre aziendine, quelle di punta, piccoline, perché noi abbiamo tutte strutture che sono medio-piccole, e verranno a fare acquisizioni, si porteranno via il know-how, si porteranno via la conoscenza, lasceranno qui per un po' di tempo l'immagine e la sede, poi dopo svuoteranno, come abbiamo già visto fare spesso nelle crisi precedenti, svuoteranno la struttura e quindi porteranno via anche quella conoscenza, o andrà persa quella conoscenza e quella capacità di fare che c'è sul territorio e che diventa importante non solo ai fini del PIL, ma ai fini anche dello sviluppo futuro di quella che è il benessere del territorio, e nonostante la nostra capacità, come diceva l'assessore prima, di saperci tirare sulle maniche e uscire dalle varie situazioni, ma oggi da soli non si va più da nessuna parte, lo diceva bene l'assessore, oggi per andare lontano bisogna andare insieme, bisogna fare gioco di squadra, bisogna gestire sistemi complessi ed essere competitivi in situazioni complesse. Lo si può fare non più in maniera individuale, questo vale anche per le aziende, vale per le grosse strutture,
vale per noi che siamo studi professionali, ed ecco perché con la bilateralità abbiamo messo in piedi queste sinergie con Cadipro, Fondo Professioni ed Epipro, che è rappresentato da Leonardo, per gestire meglio questi aspetti. Assessore, so che non è compito suo, però insomma una spintina a Veneto Sviluppo per cercare di dare, e a Veneto Innovazione per cercare di avere una visione un po' più moderna, mi consente il termine, magari un po' brusco, però molto chiaro, un po' più moderna, un po' più strategica di medio e lungo periodo su quelle che sono le cose che vanno fatte sul mondo, avendo una visione di medio e lungo periodo, forse non sarebbe male, anche se so che state valutando tutto l'aspetto, però purtroppo la storia ci insegna che potremmo fare meglio. Ecco. Ringrazio e mi taccio perché ho già rubato più del tempo che pensavo. Grazie ancora. Devo una risposta velocissima a lei, Natalia, ha ragione su tutto. Ha ragione in particolare nell'ultima, e credo che tutti noi dobbiamo provare ad avere un cambio di mentalità, magari ecco, proviamo a accelerare anche questo rapporto tra voi e alcune strutture della regione, perché io credo che siano anche molto utili se allineate a questo nostro ragionamento. Bene. Grazie. Leonardo Pascazio, presidente di Epipro, a lei la parola. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Ovviamente i saluti sono sentiti con molto piacere. Saluto tutti quanti voi, il presidente Sartore che mi ha coinvolto in questa bellissima iniziativa, un'iniziativa che è itinerante perché sta toccando tutte le regioni italiane, e quindi grazie ovviamente alla mia confederazione, perché mi sento essere uomo di Confprofessioni, anche se nella veste di presidente dell'ente bilaterale devo essere super partners, no? Ovviamente. Quindi saluto tutti quanti voi. Voglio ringraziare innanzitutto anche i colleghi professionisti del Veneto, perché giustamente, come ricordava prima Luca De Gregorio, il dottor De Gregorio, il Veneto è la seconda regione d'Italia come apporto alla bilateralità, subito dopo la Lombardia. Abbiamo oltre 9.000 studi iscritti nel nostro sistema, con oltre 29.000 dipendenti, quindi devo dire un apporto importante con i loro contributi alle risorse dell'ente, che poi cerca di portare avanti una serie di iniziative per rispondere alle esigenze del nostro settore. Devo dire che negli ultimi anni l'ente, diciamo che è l'ultimo nato del nostro sistema della bilateralità, ma negli ultimi anni abbiamo dato una spinta notevole a quelle che sono le risposte che abbiamo cercato di dare per rispondere alle esigenze appunto del nostro settore. Si è parlato di formazione, ho sentito l'intervento dell'assessore Donazzan, che ringrazio perché vedo che ha una visione molto vicina a quelle che sono le aspettative delle professioni. Ha parlato di bilateralità, ha parlato ovviamente di formazione, e noi sulla formazione come sistema bilaterale stiamo facendo uno sforzo notevole in sinergia con Fondo Professioni, ma devo dire che la sinergia è con tutto il nostro sistema. Epipro, Cadiprof e Fondo Professioni sono strettamente legate nelle dinamiche delle azioni da mettere in atto a favore degli studi professionali dei dipendenti e, come si diceva prima, anche degli stessi professionisti. Noi siamo intervenuti, abbiamo previsto interventi numerosi. Noi praticamente prevediamo rimborsi per i permessi di studio, che riguarda chiaramente il tentativo di elevare anche la qualificazione dei lavoratori, incentivi all'occupazione stabile, prevediamo interventi in questo ambito. Prima si parlava di alternanza scuola-lavoro e tirocini, no?
curriculari, a me piace ancora chiamarlo alternanza scuola-lavoro perché evidentemente identifica meglio quello che è lo scopo del progetto e dell'iniziativa. Ovviamente sulla formazione abbiamo fatto, come dicevo, un grandissimo sforzo. Abbiamo previsto una serie di iniziative utili che vanno dagli asilo nido, interventi dall'asilo nido fino alle tasse universitarie, e anche iniziative specifiche per quanto riguarda, come dicevo, alternanza, per quanto riguarda la formazione stessa. E oggi ci stiamo anche approcciando evidentemente a un ulteriore passaggio che riguarda non solo il rimborso delle tasse universitarie, ma proprio garantire un percorso universitario con le università che possa in qualche modo anche prevedere un intervento specifico dei professionisti nell'ambito della didattica. Quindi in merito a questo stiamo cercando di portare avanti iniziative in questo senso. Abbiamo previsto anche degli interventi, come si diceva prima, specifici nell'ambito di questo periodo emergenziale. Noi abbiamo fatto un importantissimo intervento per quanto riguarda il sostegno al reddito durante la pandemia. Siamo intervenuti anche con un rimborso spese per la detrazione prima per lo smart working, per le attrezzature utili allo smart working, proprio per consentire ai lavoratori del nostro settore di comunque continuare a lavorare e non magari accedere soltanto agli ammortizzatori sociali. Così come subito dopo lo smart working abbiamo pensato, proprio per questo motivo, anche di prevedere un intervento specifico della DAD, no? Proprio per consentire anche, si diceva prima, abbiamo la maggior parte dei nostri collaboratori sono donne, proprio per consentire, diciamo, ai genitori di poter stare a casa a lavorare in smart working, ma nello stesso momento anche consentire ai ragazzi, ai figli di poter seguire la didattica a distanza, quindi prevedendo un aiuto specifico in tal senso. Abbiamo speso circa 14 milioni di euro solo l'ente bilaterale. Prima ricordava bene il dottor De Gregorio che tutto il sistema ha messo a disposizione circa 20 milioni di euro. Mi piace dire, lo dico anche con orgoglio, e ringrazio ovviamente non solo la Confederazione ma anche le parti sociali e anche e soprattutto i nostri collaboratori che si sono impegnati tantissimo, perché abbiamo fatto interventi per oltre 40.000 soggetti, 44.000 soggetti. Quindi devo dire che siamo stati abbastanza incisivi in tal senso, a tal punto, lo dico con orgoglio, come dicevo prima, che possiamo, da un'analisi che è stata fatta, il nostro ente bilaterale, il nostro sistema bilaterale evidentemente ha speso da sola il 50% delle risorse che hanno messo a disposizione tutti gli enti bilaterali messi assieme. Quindi un intervento importante proprio per dare sostegno, perché molti professionisti hanno visto ridursi la propria attività, ma molti altri sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per dare appunto quanto più sostegno possibile alle imprese che vengono dai professionisti in qualche modo seguiti e assistiti. Quindi noi cercheremo di fare ancora di più, ovviamente l'invito è a quello a sostenere la bilateralità, ecco perché dicevo prima, mi fa piacere aver sentito un riferimento specifico dall'assessore, ma mi è piaciuto molto anche l'aspetto del coinvolgimento diretto dei professionisti, e per questo anche io, seppur non sono veneto, sono pugliese, però ringrazio l'assessore per le parole e per il sostegno che dà ai professionisti. Io mi fermerei qui perché vedo che già il tempo è andato oltre, quindi grazie a tutti ancora per l'invito. Che dire, speriamo di vedere sorprese. Siamo collegati attraverso l'Adriatico, quindi va bene. Allora, la ringrazio. C'è un'ultima domanda per l'assessore Donazzan che arriva da Facebook. Vediamo se riesco ad accedere adesso dal telefonino. Assessore, mi sente? Eccoci qua.
Allora, ci ricorda Giovanni, cosa può fare l'assessore affinché si possa fare lobby nei confronti del ministro Giovannini affinché le categorie tecniche entrino nella consulta da lui istituita per proporre idee all'interno del PNRR? Bravo, bella domanda. Sicuramente posso mandare una mia nota, ma anche coinvolgere la 9ª commissione della conferenza delle regioni. Quindi a questo punto, tradotto diciamo anche per i canali istituzionali, perché noi, la pubblica amministrazione, ricordo a me stessa e a voi che parla per atti, e quindi se Sartore volesse tradurre questa domanda del vostro associato a me, io lo farò convintamente nei confronti dei colleghi e poi al Ministro, perché io penso che in un momento così importante la voce vostra non possa non essere ascoltata. Sartore sa che all'inizio del nostro invece percorso lungo intervenne il mondo delle professioni come uditori all'inizio per poi entrare a pieno titolo nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. Credo sul serio che la voce di un segmento così significativo per l'economia non possa non essere rappresentata nei tavoli della decisione. Perfetto, la prendo in parola e sa che attueremo subito quanto ci ha chiesto. Sartore, le ho mai detto una cosa per un'altra? Io lo dico assolutamente no, assolutamente no. No, ecco, prendo la parola in chiusura qui per ringraziarla, soprattutto perché lei è rimasta collegata, nonostante tutti i suoi impegni, per tutto il tempo del nostro incontro, e non è cosa da tutti i giorni, quindi un ringraziamento particolare non solo per questo, ma in particolare per questo. La ringrazio, sicuramente continueremo la collaborazione, sicuramente cercheremo di dare il nostro apporto nei termini in cui possiamo darlo e anche in qualche altra occasione con qualche altro apporto, che lei sa benissimo che qualche volta ci incontriamo anche per portare la sua voce a tutti i colleghi, non solo ai colleghi veneti, ma certi interventi hanno raggiunto anche tutti i colleghi nazionali, e ci teniamo perché ovviamente sono interventi importanti e sappiamo benissimo che poi lei si fa sentire anche come ha detto un attimo fa, nelle sedi nazionali, e quindi la ringrazio in particolare per questo. Io ringrazierei tutti quanti quelli che sono rimasti qui finora, mi rivolgo ai colleghi. Avete sentito cosa ci ha chiesto l'assessore? Io sono disponibilissimo a mandare subito, però ho bisogno ovviamente del vostro apporto diretto. Quindi aspetto da voi anche questo. Vi ringrazio, spero che avremo altre occasioni di questo tipo e lascio al nostro addetto stampa la parola finale. Grazie. Addetto stampa che dice finisce qui, siamo oltre 13 minuti, ma era previsto più o meno questo diciamo prolungarsi dei tempi. Direi che abbiamo presentato insomma il nostro rapporto, secondo rapporto sulle libere professioni in Veneto. Abbiamo visto luci e ombre, però abbiamo visto anche quanto siamo importanti per il nostro tessuto economico, non solo in Veneto ma in tutto il nostro paese. Allora direi ci salutiamo, grazie a tutti coloro che sono intervenuti e un risentirci alla prossima volta. Un saluto da Francesco Brasco. Grazie. Buonasera a tutti. A tutti, buonasera, arrivederci. Arrivederci, a presto.